Amici di Zoccalcio, benvenuti a una nuova puntata, una felice puntata. Come potete vedere l'estate qui fa caldo, l'umidità è intorno al 130%, nuoteremo nell'aria, ma soprattutto abbiamo un grandissimo ritorno Andrea De Logu dopo un lungo infortunio causatogli da quel macellaio di Antonio Sanna. Sappiamo tutti com'è andata. Bentornato De Logu, come sta? Ma è stato un periodo molto difficile lontano dai campi di gioco, mi è mancato soprattutto, mi è mancato soprattutto vedere Antonio Pinna. Infatti insomma provavo un po' a consolarmi quei paesaggi, quei siti porno, ma non fa. È troppo bellino, è troppo bellino. Molto, è stato detto, tra parentesi, il calciatore più bellino di Zoccalcio dal 2007-2008, e quindi non è poco, sarà la prima azione alla fine dell'anno calcistico. Comunque, rientrato a lungo infortunio, si schiererà direttamente di punta, pronto a farsi macellare di nuovo, oppure pensa che avrà una posizione un po' più arretrata? No, oggi diciamo che dovrei utilizzare la tecnica di Stefano Manca. Ho capito, quindi posteggio assoluto a 5 metri dalla porta, un po' come il Bobo Art, arrivando nel pieno. Nella macchinetta di Via Roma ho preso il tagliandino, posso stare 2 ore parcheggiato in una zona del campo a mia scelta. Bene. Ricordiamo il destro, comunque ma lei si lo vede usa appena, ma c'è una cavigliera sotto, non è la mia cavigliera. Comunque lei lo usa solo per camminare, quindi calcerà con il sinistro in ogni caso. A volte salgo le scale, è la verità. Benissimo. E adesso qui arriva un giovane fan. Ciao bambino, vuoi dire qualcosa ad Andrea? Andrea De Logu. Non ci posso credere! Il mio coglione preferito! Aspetta! Allora che sei qui, c'è un coglione, mi sa che quello sei tu. Mi filmo la scarpa! Ti prego! Mettetelo nel pacco di patate. Passami quella scarpa, ragazzo. Di testa. Comunque qui chiudiamo questa telecronaca dal campo Macellaio, balla! di Zoccalcio. Balla che sei un ipocrita! Macellaio, assassino! Dagli all'untore! Dagli all'untore! Paga i danni! Paga i danni, il laser! 300 euro di laser! 300 euro di laser! La terapia! Sei un bastardo ipocrita! Ecco qua, un messaggio di pace e fratellanza. Saluti a tutti e prendetevela in culo, soprattutto l'uomo gatto. Vai a fare